Dopo le dimissioni del tecnico Pensabene e in attesa di individuare il sostituto per la panchina giallo-blu, la Pro Favara affida temporaneamente la guida della squadra al capitano Peppe Fallea e al vice capitano Salvatore Cocuzza. Questa mattina la squadra è stata affidata alla direzione dei due giocatori, ha dichiarato il presidente della Pro Favara Rino Castronovo. Nell'allenamento di rifinitura in vista della partita di Coppa Italia in programma domani a Caltanissetta. Ringrazio i due giocatori e il gruppo per il senso di responsabilità che stanno manifestando in questi giorni particolari. Il presidente Castronovo dice che si sta valutando il profilo migliore a cui affidare la panchina e nelle more della piena fiducia del gruppo composto dai giocatori con esperienza e dei ragazzi si è ritenuto opportuno affidare per il momento la squadra a Fallea e Cocuzza. C'è uno spogliatoio unito e in gran voglia di uscire da questo periodo nero di risultati e riprendere il vero cammino, dichiara ancora il presidente Castronovo. La rosa è competitiva e la Pro Favara ha le carte in regola per dare ai propri tifosi le giuste soddisfazioni. Il presidente Castronovo chiede ai sostenitori di rimanere sempre come hanno fatto al fianco della dirigenza, non facendo mancare il supporto e la tranquillità alla squadra che prosegue nel suo cammino.